Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Walked into the door. I turned around when I heard the sound of footsteps on the floor. Laughed just like addiction. Now I'm hooked on you. I need some time to get it right. Your love's gonna see me through. Can't stop now, don't you know? I never gonna let you go. Don't go. Oh baby, make your mind up. Give me what you got. Fix me with your loving shoulder and turn around. Hey, go get the doctor. Doctor came too late. Another night I feel alright. My love for you. Can't stop now, don't you know? I never gonna let you go. Don't go. City, walked into the door. I turned around when I heard the sound of footsteps on the floor. Said he was a killer. Now I know it's true. I'm dead when you walk out the door. Hey babe, I'm gonna tell you. Can't stop now, don't you know? I never gonna let you go. Don't go. Can't stop now, don't you know? I never gonna let you go. Don't go. Di nuovo a voi la linea. Grazie cara Sveva, alle 18, 17 minuti e 12 secondi. Lorenzo, ci sei ancora? Sì, ci sono, attendevo di ritornare per salutare i radioascoltatori perché so che poi avrai ospiti più importanti di me, quindi sapete che Antonino a un certo punto c'ha un tastino, stile quello che c'aveva su Supercar Kit Michael Knight, che schiacciava il bottoncino e mi spaghettava fuori dall'abitacolo e Antonino fa così adesso, non servo più, abbiamo parlato di agricoltura, abbiamo parlato di taleggio, ci sono degli ospiti più importanti, quindi schiaccia il bottoncino, io vengo eiettato fuori dalla radio. Che ingrata che sei, Che ingrata. Vi Cioè, voglio bene, veramente. ascoltatori, anche se non vi sopportate, non lo so, spero che qualcuno di voi provi della simpatia nei miei confronti. Ci sentiamo il prossimo venerdì con altre storie di agricoltura d'eccellenza, perché questa volta 1-0 per l'Italia con la Francia, palla al centro, e vediamo di portarvi alcuni altri casi tipici. Io comunque non sono appassionato di calcio, quindi non so se ho fatto ho detto bene il linguaggio calcistico. Detto questo, però, vedremo di portarvi altri esempi di eccellenze che possono dire la loro a livello europeo, a livello mondiale, e che se ne possono anche, fra virgolette, fregare un po' dei dazi perché parlano da soli e vengono comunque acquistati. Un caro saluto a tutti voi, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Anto, ciao Sveva, ciao a tutti voi. Ciao Lorenzo, grazie sempre, un abbraccio. Sono le 18 minuti e 50 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, puntata numero 1027. Avete ascoltato prima gli Yazoo con Don't Go del 1982 e allora noi diamo, prima di arrivare al momento clou appunto del qui Parlamento con l'onorevole Simona Loizzo, vi do alcuni aggiornamenti. L'ANSA, Ucraina, Zelensky, con Trump abbiamo concordato il rafforzamento della difesa aerea, telefonata durata 40 minuti, Kiev, conversazione Zelensky-Trump importante e significativa, Mosca, obiettivi in Ucraina irraggiungibili con la diplomazia. Ancora, paura nella capitale, esplosione in un distributore di Roma, 45 feriti, 2 sono gravi.
Antonino, ci sei? Non ti sento più. Ovviamente che se la cavino. Dare Bibbia alle mani del presidente della Camera Fontana. Antonino, mi senti? Antonino, Fatto ti bene. sento proprio a Tennis, tratti. l'unico è morto il figlio Giorgio. Sì, ti sento perfettamente. Ti sento a tratti. Possibile? Adesso? Adesso meglio. Ora non ti Non sento so proprio perché, più. mi senti meglio ora? Ah, perfetto. Come non mi senti più? Non ti Oddio ho mio. sentito per Mi qualche sembra... secondo. Va bene, ok. Allora, senti, nel frattempo aspettiamo di avere allora con noi l'onorevole Simona Loizzo e vi voglio presentare l'iniziativa di cui parleremo tra poco nel nostro qui Parlamento. L'attenzione al virus respiratorio sinciziale, ce lo faremo spiegare ora dall'onorevole Loizzo, che è una dottoressa. È un virus molto comune, altamente contagioso, specie durante la stagione invernale, potenzialmente pericoloso tra i più piccoli. L'onorevole Loizzo dice: se su questo abbiamo sollecitato il ministro competente, sollevando il tema sull'accesso ai nuovi vaccini già disponibili, è perché teniamo particolarmente al bisogno di lavorare per prevenire patologie che insorgono come conseguenza al virus respiratorio sinciziale, che ricordiamo è la prima causa della bronchiolite tra gli adulti, con oltre 290.000 casi di infezione, e rappresenta il 40% di tutte le ospedalizzazioni respiratorie per bambini sotto ai 5 anni. Secondo noi sono numeri significativi da non sottovalutare e ci restituiscono un quadro generale di quanto questo virus abbia un impatto notevole non solo sulla morbilità e mortalità nella popolazione pediatrica e negli adulti, ma soprattutto sul carico assistenziale e sulle strutture sanitarie. Il Antonino, nostro paese... scusami, quando Sì? vuoi l'onorevole è in linea. E allora andiamo con la sigla, qui Parlamento. Qui Parlamento. Onorevole Loizzo, bentornata e bentrovata. Ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, onorevole, naturalmente qua quando si parla di vaccini, chiaramente poi c'è quello che si alza e dice i servi di Big Pharma e comincia a straparlare. Ecco, ci può spiegare che cos'è questo virus sinciziale e perché è necessario vaccinarsi? Allora, il virus respiratorio sinciziale è causa del 50% dei ricoveri nella popolazione neonatale, quindi nei bambini molto piccoli, ed è causa anche di circa 1800 decessi nella popolazione anziana o quella immunologicamente compromessa. Quindi è utile proporre in questi casi una vaccinazione proprio per ridurre i costi dell'ospedalizzazione per quanto riguarda i bambini e per non rischiare la vita negli anziani. Noi il virus respiratorio sinciziale è molto aggressivo nelle categorie fragili, quindi il ministro ieri in Question Time ci ha promesso di inserirlo nella campagna vaccinale 2026-27 con fondi ad hoc per le regioni. Molto bene, onorevole. Senta, un'altra cosa. Perché tutto questo anticipo? Perché uno potrebbe dire, vabbè, ma tanto ora stiamo boccheggiando e voglio dire, l'autunno e l'inverno sono un miraggio mentre ne parliamo. Almeno io, non so lei, ma io sto sudando l'anima. Vabbè, lei è una signora, le signore si imperlano, sono i tamarri come me che sudano. Ma detto ciò... non è vero. Detto ciò, allora, appunto, il problema perché così è in che anticipo? la campagna vaccinale nasce 6-8 mesi prima, quindi la programmazione in itinere per l'autunno 2025, 26, 27 si fa sempre prima, e così anche per la vaccinazione influenzale, quindi l'intervento è legato al fatto di dover conoscere in anteprima quello che succederà in autunno. Quindi diciamo che si tratta di essere preveggenti, diciamo così, Bravissimo, prevenire, bisogna prevenire. sì.
Senta, mentre si opera per la prevenzione, invece, una domanda diciamo che esula un po' dalla nostra chiacchierata. Con questo caldo assurdo, si parla tanto di morti per calore e così via. Come possiamo prevenire il colpo di calore? Perché immagino che non sia solo un problema per gli anziani, ma anche per chi va in giro in questi giorni per le città e magari non si mette nemmeno il cappello in testa. Sì, idratarsi tantissimo, mangiare molte fibre, molte diciamo sostanze vegetali che contengono acqua, coprirsi, ripararsi al sole, evitare l'esposizione solare nelle ore diciamo più drammatiche, che sono quelle dalle 12 alle 16, 16:30, in cui il sole ha un'incidenza proprio perpendicolare sulla nostra testa, quindi i consigli sono bere e non esporsi al sole nelle ore drammatiche, soprattutto c'è tutta una legislazione che è contemplata oggi di tutela dei lavori, come asfaltare le strade in quei gli orari per cui i cantieri vengono chiusi durante quegli orari, perché sono temperature ovviamente insostenibili per il fisico anche normale, non soltanto per gli anziani, a maggior ragione bambini e anziani, però anche in un normale adulto, se si espone in quelle ore è assolutamente pericoloso. Certo. Senta, onorevole, nel caso in cui qualcuno davanti a noi cadesse svenuto per terra, magari per un colpo di sole, che primo soccorso gli possiamo dare? Guardi, per riattivare, perché sono persone comunque che perdono conoscenza, la cosa più facile da fare per strada, se si ha una bottiglietta d'acqua, buttargli dell'acqua in faccia, perché lo stimolo tattile, anche diciamo il parziale freddo, può determinare immediatamente una ripresa di conoscenza. Poi la pronazione dolorosa della mandibola, andare indietro la mandibola provoca dolore e induce un risveglio, assolutamente. Poi idratare immediatamente il paziente anche attraverso delle pezzette umide sui polsi, dove si ha la massima dispersione di calore, sulla fronte, sulla testa. Ecco, grazie intanto per questi suggerimenti. Io vi ricordo che l'onorevole Loizza è una dottoressa vera, quindi è il parere di un medico che chiaramente è quanto mai utile. Senta, proprio perché parliamo di medici veri e con un medico vero, dopo questi anni di Covid e polemiche, come lei può immaginare, è chiaro che per tornare al tema della nostra conversazione, è chiaro che quando si propone una vaccinazione, ora come ora, tanta gente storce il muso. Lei che cosa direbbe per convincere alla vaccinazione contro il virus sinciziale? Guardi, io credo che noi dobbiamo essere formati alle campagne vaccinali. Quello che è successo durante il Covid è, uno, non siamo stati abbastanza informati sugli effetti collaterali, secondo, non si è fatto un check sugli effetti collaterali di alcuni vaccini, e non voglio fare il nome, quindi noi abbiamo inserito nella commissione d'inchiesta Covid, l'ho scritta proprio io con le mie mani, una parte in cui parlo della rolling review, cioè della revisione critica degli effetti collaterali dei vaccini durante la somministrazione. Poi ritengo che le campagne vaccinali debbano essere preceduti sostanzialmente da campagne di informazioni in cui si dice al cittadino, a cui si lascia la libertà assoluta di decidere il pro e il contro della vaccinazione. Però le dico, da bambina che vive per miracolo con un'encefalite morbillosa, io sono assolutamente pro vaccino, ma nello stesso tempo credo che ognuno debba decidere per proprio conto. Lascio a tutti la libertà di decidere. Questa insomma è una forma di democrazia, però io sono assolutamente convinta che le malattie infettive sono pericolosissime, soprattutto
ai bambini e che quindi bisogna i bambini vaccinarli, per esempio per il meningococco, l'encefalite da meningococco lascia dei liquati terribili nei neonatini, quindi io chiedo alle mamme di informarsi bene e di decidere con tranquillità quali vaccinazioni i bambini e i propri figli devono fare. Molto bene. Onorevole, allora io la ringrazio molto e al piacere di risentirci presto. Un abbraccio fortissimo, buon fine settimana, grazie. Grazie a lei. Grazie. Di nuovo, sigla. Vederci. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stanno girando un altro film, protagonisti incontrano comparse disperse, aperitivi dentro ai bar ed un clochard ha perso la sua guerra in terra. Il bambino che sei stato, cosa penserà di te? Gli piacerebbe quello che ora sei. Piovono rose e spade nel cielo di Milano, su cuori abbandonati col cellulare in mano. E non si vede il sole nel cielo di Milano, tra vittime del gioco e le corse contro mano. Retribuzioni karmiche in una vita troppo complicata e trasformata. Cambiano strade, sogni e idee, tra la routine e il senso di avventura, tra coraggio e paura. Il bambino che sei stato, cosa penserà di te? Gli piacerebbe quello che ora sei. Piovono rose e spade nel cielo di Milano e l'orizzonte è un limite su un asse cartesiano. E non si vede il sole nel cielo di Milano, l'oscurità confonde il sacro col profano. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te Sveva, come sempre, le 18:34 minuti e 4 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Chilometro Zoom di oggi, venerdì 4 di luglio dell'anno del Signore 2025. A proposito, io non vi ho ricordato alcune cose. Vi ricordo intanto di dare il sangue perché in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. La seconda cosa, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online
dove ci sono i nostri interventi. C'è appunto il Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafé di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Orbene, perché Il cielo di Milano, questa bellissima canzone di Enrico Ruggeri uscita quest'anno? Perché recuperiamo una puntata inedita della grande città che non abbiamo potuto mandare in onda la scorsa settimana per motivi di tempo e di palinsesto, e parliamo di San Giovanni, dell'Arca di San Giovanni, questa tradizione meneghina, e poi parliamo anche dell'Alfa Romeo, perché questa puntata era dedicata al 24 di giugno appunto all'Arca di San Giovanni, ma era anche il compleanno della Casa del Biscione. Ne ho parlato con la nostra Carla De Bernardi, per cui Sveva, quando vuoi, vai pure. Allora, io questa sera ritrovo una luminosa Carla De Bernardi. Ben trovata, Carla, grazie ancora del tuo tempo. Grazie a te, Antonino. Allora, di chi parliamo stasera? Ci sono due realtà, un grosso personaggio e una grossa realtà. Bravo. Allora, comincio io col personaggio, che lo facciamo fuori in pochi minuti, e poi ti do la parola perché tu hai parecchio da raccontare, anche perché tu sei un esperto dell'argomento che tratterai. Allora, no, niente. Allora, il 24 giugno, peraltro mio compleanno, Buono a sapere. Carla Giovanna, è San Giovanni. San Giovanni non Evangelista, San Giovanni Battista, perché San Giovanni Evangelista è festeggiato in un altro momento. Questo San Giovanni qua è quello a cui venne tagliata la testa per volere di Salomè. Lui si mise contro Erodiade. No, scusami, Erodiade era la donna di Erode Antipa, criticò questo connubio che non era un matrimonio, quindi era peccaminoso. Salomè pretese la testa Erodiade pretese la testa del Battista. Salomè fece la famosa danza dei 7 veli. Ricordo anche l'opera meravigliosa di Richard Strauss, Salomè, veramente un'opera meravigliosa. E sappiamo che l'iconografia del Battista spesso è con la testa sul vassoio dopo la decapitazione. La notte di San Giovanni c'è un rito molto importante che io farò, che è quello di raccogliere l'acqua di San Giovanni, vale a dire mettere in una ciotola d'acqua davanti alla porta, sul balcone, sulla finestra, una ciotola con dell'acqua in cui mettere dentro petali di fiori e erbe officinali tipo salvia, lavanda, menta, e fiori quelli che si trovano in giro, quindi fare una raccolta di fiori e piante officinali, mettere tutto nell'acqua, lasciarlo fuori tutta la notte e la mattina dopo lavarsi con quest'acqua che dovrebbe cacciare il malocchio e purificare, perché evidentemente rimanda al rito del battesimo, perché Giovanni Battista, perché si chiama Battista, perché ha battezzato nelle acque del Giordano Gesù. Poi morì per l'appunto decapitato, poi a stella, e quindi non poté più seguire Gesù, e quindi l'acqua di San Giovanni si fa, è molto semplice: prendete dei fiori, io sul balcone ho un'ortensia, ho delle violette, poi ho del timo, poi bisogna mettere l'aglio, perché chi non mette l'aglio sarà povero tutto l'anno, quindi siccome io vorrei non essere povera tutto l'anno, perché lo sono ormai da tanti anni e sarei anche stanca, metterò l'aglio, che di solito non l'ho mai messo, forse per quello non ho mai avuto un risultato in termini economici. Quest'anno metto una bella testa d'aglio nell'acqua di San Giovanni e domani mattina mi purifico, mi autobattezzo con l'acqua di San Giovanni. Detto questo, il piatto tipico di Roma sono le lumache di San Giovanni, e poi un'altra cosa che si fa la notte del 23-24 giugno è con le noci ancora non mature fare il nocino. Bene. Ecco, e io con questo avrei finito la mia panoramica su... Bene, mettiamo Giovanni. un attimo in pausa e torno subito un attimo, arrivo subito. Va bene, vai. Ecco qua. Allora, stavo dicendo, quindi San Giovanni, tutto il rituale per celebrare questo santo, e tu giustamente mi dici il 24 di giugno. Esatto. E il 24 di giugno è anche il compleanno numero 125 della storia dell'Alfa Romeo.
L'Alfa Romeo compie 125 anni e in particolare... È stata fondata, scusami, quindi è stata fondata nel 1910, il 24 giugno del 1910. 115 anni. 125. No. Scusa. Sì, hai ragione, 115, è vero. Ormai io sono fuso. Vabbè, non ti preoccupare. Vabbè. Allora, stavo dicendo. Allora, l'Alfa Romeo compie 115 anni e in particolare l'Alfa Romeo nasce da un salvataggio. C'era una società che era nata a Napoli addirittura nel 1906 per intervento di un imprenditore francese, Pierre Darrac, il quale aveva fondato alla fine dell'Ottocento questa casa automobilistica Darrac in Francia. Nel 1906 viene aperta questa filiale in Italia e in particolare questa filiale prima è a Napoli, poi nel 1908 viene trasferita a Milano in un posto che si chiama Portello. Al Portello viene costruito uno stabilimento che sarà poi chiuso negli anni 90 e che è stato smantellato di recente. E io ringrazio gli amici dell'Alfa Blue Team, tutti gli amici che a suo tempo mi hanno regalato un mattone del muro di cinta del Portello, che io conservo, sì, io lo conservo gelosamente e che ho anche mostrato varie volte in trasmissione. Nel 1908 la Darrac quindi ingrana al Portello. Che zona è quella del Portello, Carla? È la zona di City Life, no? Sì, oggi è di City Life, ma generalmente cos'è stata a livello storico? Era la Fiera di Milano, o mi sbaglio? Sì, appunto, esattamente. Era quella la zona e in particolare lo stabilimento del Portello è uno stabilimento che è stato il cuore pulsante dal 1910 in poi, dal 24 giugno del 1910 in poi, con la fondazione dell'anonima lombarda fabbrica di automobili, perché attenzione, la fabbrica in origine si chiama Alfa, viene rilevata da tal Ugo Stella, che è l'amministratore delegato della Darrac italiana, più un gruppo di imprenditori lombardi, perché la Darrac non va molto bene, le vendite non decollano, e quindi nasce l'Alfa. L'Alfa che poi comincia da subito a produrre vetture sportive, comincia ad affermarsi nelle prime gare, dopodiché viene la guerra. Durante la guerra la produzione di automobili da parte dell'Alfa Romeo viene sospesa, verrà ripresa dopo la guerra, anche perché dopo la guerra entra nel consiglio di amministrazione e diventa il capo di questa azienda un imprenditore napoletano di Sant'Antimo, che è questo paese in provincia di Napoli, e questo imprenditore si chiama Nicola Romeo. Ecco come nasce Alfa Romeo. Nicola Romeo, già che c'è, decide di riprendere la produzione di automobili, di tornare quindi a competere nello sport e così via. E Nicola Romeo, lo diciamo per i Meneghini Doc, è stato tra l'altro uno dei benefattori del Policlinico di Milano. Tant'è vero che se voi andate al Policlinico vedete che lungo i muri del cantiere appare il suo faccione con i baffoni, proprio perché l'uomo dell'Alfa Romeo è stato un benefattore e finanziatore del Policlinico di Milano, del mitico e leggendario Policlinico di Milano. Questo non lo sapevo. Eh sì. E passano gli anni, 1920. Sono lunghi? Molti di più. Nel 1929 del ragazzo della via Gluck. La crisi di Wall Street colpisce duro, l'Alfa Romeo entra in forte dissesto finanziario. Nel 1933 Romeo lascia l'azienda e l'azienda viene rilevata dal gruppo IRI.
lo Stato italiano decide di rilevare l'Alfa Romeo, che comunque si è già fatto un nome a livello internazionale con i successi che sono raccolti da vari piloti nel mondo, uno tra tutti per esempio un certo Enzo Ferrari, o anche Tazio Nuvolari, che poi negli anni 30 vive la stagione più epica al volante dell'Alfa Romeo. E Mussolini intuisce che l'Alfa Romeo, in quanto tale, può essere un veicolo di prestigio dell'Italia nel mondo, perché l'Italia dell'epoca fascista ragiona che deve essere veloce, vincitrice e detentrice di primati, all'epoca in cui c'è il Rex, che è il transatlantico più veloce del mondo, che vince il nastro azzurro, all'epoca dei record in aeroplano dei nostri aviatori, all'epoca delle trasvolate di Italo Balbo, e poi all'epoca in cui Nuvolari, appunto, su Alfa Romeo, vince praticamente tutto quello che è possibile vincere. Nel 1935, addirittura il GP di Germania, si narra che arrivato primo, cosa che non era stata assolutamente prevista dai tedeschi, non si trovò l'inno italiano, che allora era la marcia reale. C'era solo un 78 giri di O Sole Mio, e Nivola, il mantovano volante, salì sul podio al primo posto mentre suonava Manna tu sole più bello di me. Io, a dirla tutta, sono andato a vedere sulla stampa dell'epoca, però nell'archivio storico della stampa c'è la vittoria di Nuvolari, ma ovviamente non si parla affatto di questo dettaglio, anche perché sarebbe stato estremamente offensivo per l'Italia in orbace del tempo. L'Alfa Romeo produce a quel tempo non soltanto automobili, a parte il fatto che sono solo automobili di lusso, la 6C 2005, e in particolare l'Alfa Romeo produce motori aerei propri e su licenza, motori marini e soprattutto il meglio di sé lo dà appunto sulle prove su strada, e produce anche gli autocarri, incredibile ma vero. L'Alfa Romeo fino alla metà degli anni 60 ha prodotto e venduto in Italia i camion, dopodiché l'ultimo modello, il 1000, dal 1964 in poi è stato venduto e prodotto in Brasile fino al 1980, poi quindi dal 64 in poi l'Alfa si è ritirata dal settore degli autocarri. Viene la guerra, pensate che i famosi barchini esplosivi, questi motoscafi carichi di tritolo che andavano a cozzare contro le navi inglesi, esplodevano e le affondavano, e che oggi gli ucraini hanno recuperato sotto forma di drone, pensate che quei barchini esplosivi, che avevano il sediolino eiettabile per il pilota che li conduceva, avevano come motore il motore Alfa Romeo 2005 a 6 cilindri da 90 cavalli, perché era l'unico motore in grado di dare la velocità tale al barchino da poter puntare velocemente contro l'obiettivo e farsi saltare per aria. La guerra è molto dura perché l'Alfa ha già un impianto a Pomigliano d'Arco dove si fabbricano i motori d'aereo, che verrà bombardato e pesantemente danneggiato. Ma l'Alfa Romeo in quel periodo è soprattutto Milano, tant'è vero che nel suo stemma in alto c'è la scritta Alfa Romeo, su un lato e sull'altro ci sono i nodi Savoia, che poi dopo il referendum del 46 diventeranno una specie di S, li stilizzeranno, e poi negli anni 50 li toglieranno definitivamente, e in basso, fino al 1972, ci sarà scritto Alfa Romeo in alto, Milano in basso. Anche il simbolo dell'Alfa Romeo, che viene creato da un pittore nel 1910, è Milano, perché sul lato sinistro c'è il biscione visconteo, sul lato destro c'è la croce degli Sforza. Pare che l'ispirazione sia venuta a questo pittore scendendo davanti a un muro, a una delle torri del castello di Milano, dove c'è il bassorilievo di un enorme biscione, appunto, visconteo. Certo, è il biscione dei Visconti. Esatto. Che è quello anche di Mediaset, no?
Esatto, e quindi l'Alfa Romeo è chiamata anche la casa del biscione proprio per questo. Subito dopo la guerra, io tra l'altro ho avuto il piacere di conoscere Dario Radaelli, che è stato l'inventore del famoso sistema CEM, una particolare iniezione elettronica Alfa Romeo, e lui, pensate, era stato testimone del bombardamento del 43, perché quando Milano viene bombardata nell'estate del 43, soprattutto viene colpito il portello e tutta l'area industriale, perché l'obiettivo era fare fuori l'Alfa Romeo proprio perché produceva i motori degli aerei. Certo, 13-14 agosto, se non ricordo male. Sì. del E lui 43. raccontò che in pieno giorno stava andando alla mensa e a un certo punto è suonato l'allarme aereo. Mentre correva per andare verso il rifugio, sono cadute le prime bombe. E lui raccontava che 2 cose nere erano schizzate in avanti verso di lui. Quelle 2 cose nere erano i corpi di 2 suoi colleghi operai, perché allora lui era un giovane operaio, che erano stati praticamente sbalzati dalla deflagrazione della bomba. Mamma mia. E lui è riuscito a salvarsi per un pelo ed è riuscito ad arrivare al rifugio. La guerra lascia ovviamente lo stabilimento del portello messo male. Nel 1950 l'Alfa lancia la 1009, che è la macchina che segna la rinascita dopo la guerra, mandano in pensione la 6C 2005, però l'Alfa Romeo non ingrana ancora. L'Alfa Romeo deve cambiare volta e deve diventare una fabbrica in grado di produrre una macchina che faccia dei grandi numeri. Per fare questo viene ideata una macchina che si chiamerà Giulietta. La Giulietta nasce nel 1954, nasce per primo il coupé, perché l'Alfa non era ancora riuscita a definire la berlina. Nasce nella cilindrata 1300, quando viene presentata fa il botto di prenotazioni. Lo stabilimento del portello a questo punto viene allargato un pochettino, e però la produzione è ancora una produzione manuale, perché i motori vengono assemblati con la scocca a mano. Io ricordo la buonanima del mio amico Giorgio Langella, che era entrato in Alfa nel 1957, e lui raccontava proprio il momento in cui lo chassis si congiungeva con la scocca, che venivano abitati insieme. Dice, in quel momento la macchina cominciava a vivere, e scendevano poi dalla linea di montaggio del portello per fare la prova nel pistino che era dentro lo stabilimento. Nel 1960 l'Alfa è ancora in difficoltà economiche e arriva l'uomo a cui è attribuita la stagione d'oro dell'Alfa Romeo, ed è Giuseppe Eugenio Luraghi. Giuseppe Eugenio Luraghi, detto il presidentissimo dal sottoscritto, è l'uomo che tra il 60 e il 74 sarà alla guida della casa, che non sarà più del portello, ma di Arese, perché per prima cosa Luraghi taglia le competizioni. Dimenticavo, i primi 2 campionati del mondo di Formula 1 li ha vinti l'Alfa Romeo, 50 e 51, già che ci siamo. Con le vetture 158 e 159 soprannominate Alfetta, e questo nome tornerà nel 1972. Luraghi era un uomo eclettico, perché in realtà lui non era soltanto un gran commis di Stato che aveva fatto bene nelle aziende dove era stato. Lui aveva cominciato alla Pirelli, gestendo tutto il settore del linoleum, niente di meno. Poi l'avevano mandato in Spagna a dirigere la filiale locale, era scappato rocambolescamente durante la guerra di Spagna, era riuscito a riparare in Italia. Finita la guerra era passato prima alla Lanerossi e dopo al Vino. Ma lui era anche un uomo di cultura, perché Luraghi a Milano aveva lanciato questa casa editrice che si chiamava Edizioni La Meridiana, nella quale scriveva un giovane poeta lucano, Leonardo Sinisgalli, che lui aveva conosciuto e promosso in Pirelli. Sinisgalli, che era anche un ingegnere, sarà poi l'uomo che si occuperà di inventare gli slogan famosi che sono stati attribuiti alle vetture Alfa Romeo.
Per esempio, Giulia l'ha disegnata il vento. Quando nel 62 nasce la Giulia, lui inventa questa cosa, Giulia l'ha disegnata il vento perché la Giulia era nata dopo studi nella galleria del vento, l'aerodinamica. Anche il nome stesso della macchina, Giulietta, su questo nome ci sono state tante congetture. C'è chi racconta che una sera a Parigi questo gruppo di ingegneri dell'Alfa si sia ritrovato a mangiare in un ristorante dove cenava un principe spodestato che era scappato durante la rivoluzione russa. E allora, mentre li sentiva parlare, siccome lui sapeva che erano ingegneri dell'Alfa Romeo, gli disse: siete 5 Romei e non c'è nemmeno una Giulietta tra di voi. Ah, dai, bellissima. E narra la leggenda che il nome sia stato questo, sia nato così, Giulietta la fidanzata d'Italia, anche perché il furgone venne chiamato Romeo. E quindi c'erano al listino Giulietta e Romeo. Romeo come furgone e Giulietta come automobile. Nel 63 l'Uraghi apre Arese, che diventerà la cattedrale dei metalmeccanici, ecco perché si chiama la casa di Arese. Il portello gradualmente scema, poi negli anni 80 verrà chiuso, e fino al 1974 l'Alfa Romeo addirittura va inutile. Non solo va inutile, ma alla metà degli anni 60 si lancia in un progetto che volle l'Uraghi, un signore nato e cresciuto a Milano in Lombardia, che faceva anche lo scrittore. Lui inventò questo personaggio, Peppe Girella, i suoi romanzi sono divertentissimi. Vi suggerisco di trovare Peppe Girella alle piramidi, che lui racconta questo viaggio di questo milanesone con la moglie che vanno a vedere le piramidi nell'Egitto degli anni 60. Troppo divertente e troppo bello. Lui si lancia nel progetto di costruire un'automobile capace di fare concorrenza alla Fiat nel meridione d'Italia. E lui inventa l'Alfa Sud, il progetto Alfa Sud. L'Alfa Sud è l'unico caso in Italia di opera pubblica, attenzione, che sia costata il 10% in meno del suo preventivo. Pensate che lo stabilimento finito, quando cominciò a produrre le prime macchine nel 72, era costato il 10% in meno rispetto a quanto preventivato nel 68. Il progetto sulla carta era spettacolare, anche perché l'Uraghi aveva chiesto l'intervento di Rudolf Hruška, che era stato un ingegnere della Porsche, per progettare il motore dell'Alfa Sud. Il problema è che questo si è scontrato con gli scioperi, i sabotaggi, siamo nei primi anni 70, il fatto che la manodopera all'inizio non era nemmeno qualificata per montare queste macchine, insomma, sarebbe stato come costruire, che ne so, gli iPhone in un paese dove a malapena l'illuminazione è con le torce, ecco, tecnologicamente parlando. Già che ci siamo, nel 74 il povero L'Uraghi viene giubilato con una manovra interna all'Alfa Romeo, questo perché De Mita e Gullotti, due ministri democristiani, volevano sostanzialmente che l'Alfa Romeo potenziasse gli stabilimenti del meridione d'Italia, per logiche diverse da quelle della buona amministrazione di un'azienda. E soprattutto addirittura De Mita aveva pensato di far costruire, ogni anno si facevano 140.000 alfette, 70.000 le avrebbero fatte al nord e 70.000 al sud. Già l'Alfa Sud dava problemi di qualità con una macchina utilitaria, figuratevi con una macchina medio-alta come l'Alfetta, che costava quello che costava, se fosse uscita da Pomigliano d'Arco, con tutto il rispetto, ci mancherebbe, che cosa sarebbe successo? L'Uraghi si oppone a questa cosa, lo cacciano, da quel momento cominciano i debiti, le iniziative sbagliate. Nel 1980 la situazione economica è completamente sfuggita di mano. L'Alfa allora si inventa una partnership che viene fatta auspice il ministro delle partecipazioni statali Gianni De Michelis con la Nissan.
L'idea è che bisognerà costruire uno stabilimento nel sud Italia per assemblare una macchina che avrà il motore dell'Alfa Sud e la carrozzeria di una Nissan, perché in quel momento la situazione economica è anche favorevole. Questa cosa si concretizzerà nell'83, sarà l'Arna e sarà uno degli ultimi chiodi nella bara dell'Alfa Romeo statale. Nell'86 è una fabbrica ormai sostanzialmente decotta, che non aveva più nemmeno un soldo in cassa e che pure ancora progettava delle cose estremamente interessanti all'avanguardia, viene venduta alla Fiat. La Fiat la rileva. Il primo commento che fece Agnelli fu: ci siamo annessi una provincia debole, non sospettando assolutamente che patrimonio culturale e industriale avessero preso. Dopodiché il resto è storia, perché l'Alfa Romeo è passata attraverso varie scelte compiute dal gruppo Fiat, poi è arrivato Marchionne che ha detto no, la dobbiamo rivitalizzare. Marchionne purtroppo è morto troppo presto e adesso siamo nell'era di Stellantis, Peugeot, Citroën, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, tutte assieme nello stesso ombrello. Gli anni sono 115, lo spirito però non è cambiato, perché essere alfisti significa buttare il cuore oltre l'ostacolo e oltre le curve della vita. Non è necessario avere un Alfa Romeo per essere alfista, ma aiuta molto. E la passione continua. È una fabbrica che ha all'attivo, è un marchio che ha all'attivo 5.000 vittorie, non uno, 5.000. Ha una storia ormai secolare carica di gloria. L'augurio è che questi semi possano germogliare di nuovo e riportare questo nome e questa leggenda molto in alto dove merita di stare. Ma adesso, se no basta che mi commuovo, ma adesso io devo inquadrare questa fotografia. E Carla, scusa, perché le chiappe, perdona? Allora, questa si chiama la Ca di Ciap, la Casa delle Chiappe. E cos'è la Casa delle Chiappe? È la clinica Columbus, che era la casa dell'ingegner Romeo. In via Buonarroti c'è questa meravigliosa villa che era stata fatta dall'architetto Giuseppe Sommaruga, uno dei più grandi architetti liberty, morto purtroppo giovane, e la tomba è al Monumentale di Sommaruga. Sommaruga ha fatto anche degli alberghi meravigliosi, adesso non mi ricordo quali, ma alberghi termali, forse Salsomaggiore. Ha fatto sicuramente poi a Varese, come si chiama, quell'albergo su dove si arrivava con la funicolare. Sì. Dai, aiutami, che è del FAI adesso. Non mi ricordo. Ora mi poni una domanda alle 100 pistole. Dai, adesso te lo trovo. Comunque, Sommaruga è stato un grandissimo architetto, ripeto, morto giovane, che ha fatto questa Villa Romeo in via Buonarroti, che adesso è diventata la clinica Columbus. Ma queste due signorine sono due signorine scolpite da un artista che si chiama Ernesto Bazzaro, e prima di essere portate qui stavano in Corso Venezia, sulla casa che oggi è sede, mi sembra, della Camera di Commercio, Corso Venezia 40 e qualcosa, fatta anche quella da Sommaruga, quindi una casa meravigliosa, andatela a visitare in Corso Venezia a Milano, e il proprietario, che si chiamava Ermenegildo Castiglioni, commissiona questa casa in Corso Venezia all'architetto Sommaruga, e l'architetto Sommaruga commissiona a Ernesto Bazzaro, che all'epoca era molto in auge e che al Monumentale ha fatto delle opere bellissime, questa scultura, e lui fa questa scultura con due signorine discinte che si guardano con un sorrisetto un po' ambiguo, e soprattutto quella di sinistra, lo vedete, c'ha proprio fuori le chiappe, quell'altra un po' meno, però anche lei. Sembrano due ragazze di piacere, e anche se adesso in questa foto non si capisce bene, ma se le guardate da vicino, se andate a vederle, entrando alla clinica
come si chiama, Columbus, si deve girare a destra e andare alla parete, non sono in facciata, ma sono sulla parete laterale di destra. E se li si guardano da vicino si vede proprio che hanno questo sorriso malizioso. Quando erano sul Palazzo Castiglione in Corso Venezia, ecco, l'albergo si chiamava Campo dei Fiori, a Varese, ed è un albergo fatto tutto da Sommaruga con delle soluzioni architettoniche meravigliose. A un certo punto l'ha preso il FAI, doveva ristrutturarlo, si arrivava con la cremagliera ed era il posto di villeggiatura di tutti i varesotti ricchi, anche molti lombardi, che andavano in vacanza in questo albergo meraviglioso, che adesso purtroppo, ripeto, è abbandonato. L'aveva fatto Sommaruga. Quando queste due signorine vengono messe sulla facciata del palazzo di Ermenegildo Castiglioni in Corso Venezia, insorge tutta la buona borghesia bigotta milanese e le fa smontare. E vengono portate sul lato della casa, che allora credo fosse proprio di Romeo in quel momento. Quindi credo che sia lui che le accoglie. E sono rimaste lì. Quindi se è andata alla Columbus o per fare un esame o una visita, o speriamo non per un ricovero, o comunque soltanto per curiosare, entrate intanto il cancello della clinica, fatto appunto quello da Mazzucotelli, che era l'artigiano del ferro che andava per la Maggiore in epoca Liberty, no? Era detto Lisander e il Ferré, perché noi abbiamo Don Lisander che è Manzoni e poi Lisander e il Ferré che è Alessandro Mazzucotelli, che a Milano ha fatto delle cose meravigliose, dai lampioni di Piazza del Duomo alla pensilina del Teatro Filodrammatici, dei cancelli, il cancello delle farfalle in via Ausonio, dei balconi meravigliosi come quello di via Spadari, in via Bellini ha fatto altre cose meravigliose, e Lisander e il Ferré ha fatto la recinzione della casa dell'ingegner Romeo, progettata da Sommaruga, quindi è un capolavoro di architettura e di arte applicata per questa cancellata con dei come si chiama, degli uccelli, insomma è meravigliosa. Quindi chi dei nostri ascoltatori viene a Milano faccia un salto in via Buonarroti. Tra l'altro via Buonarroti è la casa del Romeo è praticamente al confine con quello che oggi è City Life e che un tempo era il Portello, quindi lui si fece la casa attaccata allo stabilimento. Certo. Carla, siamo in chiusura, che dire di più? Lo so purtroppo, perché voglio dire un'altra cosa, al numero 48 di via Buonarroti c'è una targa che ricorda che lì abitò Maria Callas. La casa è una casa anni 60, però quando ci stava la Callas era anche quella era una villetta Liberty, dove si racconta che la Callas bruciò tutti i suoi abiti di scena prima di lasciare Milano per Parigi, perché sai che lei fu mollata da Onassis per la Jackie Kennedy, e poi c'è la storia del figlio che nacque ed è sepolto al cimitero di Bruzzano, pochi lo sanno, si chiamava Omero. Lei ebbe un figlio che nacque o morì poco dopo la nascita ed è seppellito a Bruzzano. Molto bene. Noi e quindi via Buonarroti poi c'è la famosa statua di Verdi, no? Fatta da Enrico Butti, quindi via Buonarroti è una via da andare a vedere la statua del Verdi di Butti, la casa di riposo per musicisti voluta da Giuseppe Verdi, la casa di Romeo e tutte le villette Liberty della zona che sono rimaste, perché per fortuna non le hanno demolite tutte per fare i grandi caseggiati moderni di City Life. Ci sono ancora delle villette Liberty che erano quelle di quella zona e sono una più carina dell'altra. E allora la prossima volta parleremo di via Buonarroti. Ecco, dai, parliamo di quel quartiere lì, che è veramente un quartiere. Ci sono delle case di una bellezza. Magari se riesco vado a fare delle fotografie per voi. Va bene, grazie ancora Carla. Grazie a te, grazie agli ascoltatori, spero che la storia dell'Alfa Romeo li abbia appassionati. Io non ce l'ho l'Alfa perché non ho la macchina, non ho neanche più la patente, però sono un alfista. E questo mi fa molto piacere, cara Carla, perché si vede che tu butti il cuore oltre l'ostacolo. Grazie. Assolutamente, mi hai fatto appassionare all'Alfa. Buono così. Senza contare appunto che per una come me che ha scritto la storia di Milano, il fatto che nello stemma ci sia il biscione con in bocca il bambinetto. Sai cosa? La volta prossima raccontiamo la storia degli stemmi di Milano. Molto volentieri. Alla prossima allora. Grazie tesoro, un bacio a voi tutti.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Music, pop, pop, pop music. Get down. Pop, pop, pop music. Pop, pop, pop music. Radio, video. Boogie with a suitcase. Y'all living in a disco. Forget about the rat race. Let's do the milkshake and sell it like a hotcake. Try some, buy some, beat by four. Talk about pop music. Talk about pop music. I wanna dedicate it. Everybody made it. Infiltrate it. Activate it. London, Paris, Munich. Everybody talk about pop music. Talk about pop music. Talk about pop music. Pop, pop, pop music. Pop, pop, pop music. Sing in the subway. Shuffle with a shoe shine. Makes me a Molotov. I'm on the headline. Wanna be a gunslinger, don't be a rock singer. Eeny, meeny, miny, mo, which way you wanna go? Talk about pop music. Talk about pop music. Shooby-dooby-doo-wop, right in the tree. Pop, pop, shoo-wop, me, me. Shooby-dooby-doo-wop, right in the tree. Pop, pop, shoo-wop, you know what I mean. Hit it. Now you know what to say. Talk about pop music. Talk about pop music. Pop, pop, pop music. Pop, pop, pop music. All around the world, wherever you are, dance to the street. Anything you like, do it in your car. In the middle of the night. La 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 la. Out to the supermarket, dig it in the fast lane. Listen to the countdown. They're playing our song again. I can't get jumping jack, I want the whole get back. You like music, get back, money back. Talk about pop music. Talk about pop music. Shooby-dooby-doo-wop, it's all around you. Pop, pop, shoo-wop, wanna surround you. Shooby-dooby-doo-wop, it's all around you. Pop, pop, shoo-wop, hit it. London, Paris, Munich, everybody talk about pop music. Talk about pop music. Pop, pop music. Pop, pop, pop music. Pop, pop, pop music. Listen. Talk about pop music. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, alle 19:12 minuti e 52 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà avete ascoltato M con Pop Music del 1979, ma noi adesso parliamo con uno che si intende di arte neopop. Ciao Ale Musella al telefono. Grandissimi, ciao a tutti. Allora amico mio, come stai? Molto bene, molto bene. E questa è la cosa più importante. Senti un po', ma dimmi una cosa. Cos'è st'arte neopop? Tu mi hai mandato delle immagini che tra un po' chi ci segue attraverso Twitch, YouTube, ecco qua, l'app, la nostra bravissima Sveva le sta già proiettando. Delle immagini davvero particolari, tipo la ragazza con l'orecchino di perle che c'ha i 5 cerchi in testa, una Monna Lisa con lo sfondo Coca-Cola, insieme ai personaggi Disney, Frida Kahlo con Topolino. Ma che cos'è questo neopop? Allora, quello che mi hanno dato sono delle opere dell'artista neopop, ma non solo, Mariella Rinaldi, che ho il piacere di seguire ormai da qualche anno, un paio d'anni circa, per cui ho preso lei ad esempio proprio perché ha
un talento pittorico, che è la prima cosa che invece in alcuni casi, quando parliamo di new pop, adesso viene meno, perché lei, anche se sembrano talmente precisi, quasi da sembrare delle stampe, li disegna a mano. Ok, per cui già questo è qualcosa di interessante da capire quando si vuole entrare nel mondo del neopop, perché purtroppo adesso tra chi vuole utilizzare gli strappi, chi vuole utilizzare il collage, va bene tutto, tutte cose viste e riviste, però per me alla base di tutto, quando poi uno decide di scegliere quale stile seguire, ci deve essere la capacità pittorica. Mariella Rinaldi l'ha dimostrato negli anni, ha fatto anche delle riproduzioni di Botero, per cui estremamente fedeli al vero, ok? Questo è l'approccio accademico. Quando tu vai in accademia, spesso volentieri hai un modello davanti o hai comunque qualcosa da riprendere, spesso ti fanno rifare le nature morte piuttosto che per prendere la mano, ok? Poi da lì puoi sviluppare il tuo stile, che può essere completamente diverso dal figurativo, però a quel punto torno sempre col giochino dei pantaloni, no? Quando io faccio sempre l'esempio, ci sono due paia di pantaloni, uno costa 30 euro e uno costa 300. E molti personaggi ti dicono: io ho scelto di comprare quelli da 30. E la mia domanda a questi artisti è: ma tu potresti comprare quelli da 300? La risposta è no. Allora non è una scelta. Questo l'ho detto perché chi è capace di dipingere poi può scegliere di intraprendere un percorso che sia diverso dal figurativo. Ma non trovo giusto che una persona dica: io non ho scelto il figurativo perché ho scelto l'astratto, per esempio. Tu non hai scelto il figurativo perché non sei capace, sono due cose diverse. La scelta presuppone il fatto che tu possa avere l'opzione, ma se non le sai fare, di che cosa stiamo parlando? E questo è il problema che si sta riscontrando adesso nella new pop, perché intanto sta diventando design e sta diventando un po' lezioso, perché sempre riproporre gli stessi soggetti senza un concetto dietro, ma semplicemente la riconoscibilità del soggetto, che è la base, anche questo della pop art. Ma siccome è stata fatta negli anni 50, bisognerebbe avere un concetto un po' diverso adesso da proporre. Ho fatto vedere i quadri di Mariella, che tra l'altro, se tu vedi, sono colorati, però adesso ha fatto una nuova serie anche con la cromia legata al grigio e con dei tocchi invece d'oro, che rimangono che mettono sempre in evidenza la sua capacità pittorica, per cui di riuscire a utilizzare il suo talento con le mani. E poi lei in ogni quadro ha un concetto diverso. Tu mi hai fatto l'elenco di alcuni quadri che lei ha disegnato e dedicato alle Olimpiadi invernali, ok? Perché lui ha preso delle icone classiche che tutti riconoscono, le ha attualizzate, inserendole in un contesto invernale e inserendo all'interno dei soggetti che siano riconoscibili. Per cui ha fatto una specie di collage, che non è un collage però, ma è perché comunque, come ho detto, l'ha dipinto lei, per cui dietro c'è sempre questa capacità e questo talento. Cosa che invece spesso e volentieri, adesso sono forte dei mani, io non voglio fare le pulci a nessuno, però io quando vedo ancora una volta Paperino, Topolino, Pluto, Andy Warhol, Marilyn Monroe, sono io il primo a suggerire alcuni soggetti, perché alcuni soggetti si vendono più degli altri, però ricordatevi sempre che dietro un'opera d'arte ci deve essere l'anima, ci deve essere un concetto, per cui per esempio in questi quadri qua di Mariella Rinaldi lei ha inserito dentro tutto questo mondo, ma perché? Perché l'ha legato alla purezza dello sport, al fatto che comunque lo sport debba essere gioia, per cui ha reinserito in 4 icone classiche dell'arte contemporanea, anzi moderna, le ha rese contemporanee, inserendo anche appunto dei soggetti che vanno a corollario di quello che lei voleva fare, e cioè mette in evidenza ancora una volta la bellezza suprema, perché sono 4 capolavori, inserendola poi invece in un contesto contemporaneo e di felicità che dovrebbero essere i Giochi Olimpici. Allora, già in questo ti ho raccontato che c'è un concetto dietro. Spesso invece sulla strip e sulla pop adesso è pura grafica. Per cui anche quando parliamo di proporlo come investimento o proporlo come opera d'arte, rimane un bel poster. Se vi piace fate bene comprarlo, però non mi parlate di investimenti. Allora, io adesso so che ho una mazzata su Isabellei, perché tanto lo sai che ogni tanto devo farlo. Allora, ci sono degli street artist
sono 5 quelli più famosi del mondo, tra cui c'è Mr. Brainwash. Mr. Brainwash è un regista, sanno benissimo chi è, per cui non è Bansky, che in teoria non si sa chi è un amico di Bansky, per cui già il fatto che lui abbia girato e sia diventato famoso proprio perché era in stretto contatto con Bansky, da una parte fa sorridere, perché se conosce così bene Bansky, ci ha fatto un video, un cortometraggio, vuol dire che questo fantomatico street artist mascherato non è più mascherato, perché se lo conosce, e già questo mi fa sorridere. Poi vorrei capire il concetto di: se io conosco lui che è bravo e famoso, allora anche io divento bravo e famoso. Non funziona così. Se faceva il regista prima e anche lui lavora con gli stencil, se tu guardi i lavori di Brainwash, non vedi la differenza tra, anche poi ha tantissimi rimandi anche a Bansky, fai fatica proprio a riconoscerlo, come anche tantissimi altri street artist. In più poi non c'ha un cazzo da dire, perché la street art, come ho sempre detto, nasce negli anni 70 nei sobborghi di New York. Uno dei primi ad essere il suo creatore è stato proprio Basquiat, perché aveva iniziato con l'acronimo di SAMO. Sì. Aia, è proprio sul più bello abbiamo perso. Proviamo a riagganciarlo, Sveva, per favore. Proviamo a ritrovare il nostro Ale Musella, perché questa cosa è molto interessante. L'idea del vivere di luce riflessa, come vedete, è una cosa che si fa anche a livello artistico, se vogliamo, e però certo è interessante capire, ma una roba del genere che effetti può avere sotto il profilo economico, perché uno che vive di luce riflessa, perché lo devo pagare come Banksy, tanto per dire. Comunque, ora come recuperiamo il nostro Ale Musella, riusciamo a porgli anche questa domanda. Intanto vi do una notizia: Matteo Salvini si è opposto, dice l'ANSA, si è opposto alla presentazione di un emendamento dei relatori al DL Infrastrutture che vuole aumentare il canone annuo corrisposto ad ANAS, prevedendo un aumento di 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della disposizione, cioè dal 1 agosto. Questo aumento dei pedaggi, Matteo Salvini ha chiesto appunto di ritirare l'emendamento, e in particolare i relatori di questo emendamento sono 4. Scusate, si tratta di 2 deputati di Fratelli d'Italia, Massimo Milani della Commissione Lavori Pubblici e Antonio Baldelli della Commissione Trasporti, uno di Forza Italia, Francesco Battistoni della Commissione Lavori Pubblici e la deputata della Lega Elisa Montemagni della Commissione Trasporti. L'emendamento è corredato anche da una relazione tecnica nel quale viene spiegato che la norma non comporta oneri per lo Stato e consentirà all'ANAS di coprire in modo definitivo il fabbisogno di risorse che negli ultimi anni è strutturalmente aumentato a causa di alcune circostanze, come la ridefinizione della rete in gestione a seguito del prossimo conferimento delle strade di rientro della Regione Veneto e della Regione Piemonte. Secondo i relatori va inoltre considerato l'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica delle strade e di altri costi per l'attività dell'ANAS non coperti dall'attuale contratto di programma. Le necessità della società sono quantificate in circa 90 milioni di euro annui, corrispondenti, si legge nella relazione tecnica, agli introiti aggiuntivi attesi dall'incremento del canone. L'aumento di €1 ogni 1000 chilometri è generalizzato, coinvolgendo tutte le classi di pedaggio che suddividono i veicoli in categorie. A e B rientrano sostanzialmente auto, SUV, camper e moto. 3, 4 e 5 sono gli assi di camion e traini. L'incremento dei pedaggi previsto dal 1 agosto consentirà ad ANAS di coprire in modo definitivo appunto questo fabbisogno di risorse. Sull'aumento dei pedaggi in maggioranza sono emerse voci divergenti, scrive ancora l'ANSA, in particolare da Fratelli d'Italia, che con un certo disappunto ha dato via libera all'emendamento dei relatori. Lo si apprende da fonti della maggioranza. Il Codacons, ovviamente, contro la proposta di aumentare dal prossimo mese d'agosto le tariffe dei pedaggi autostradali. Si tratta di una vera e propria stangata estiva da 90 milioni di euro, studiata per colpire gli automobilisti
nel periodo di maggior utilizzo della rete autostradale, denuncia l'associazione. Ma la cosa più grave è che, stando a quanto si apprende dalle notizie emerse oggi, in base all'emendamento proposto, i soldi garantiti dall'aumento dei pedaggi non andrebbero né alla manutenzione delle strade, tantomeno alla sicurezza stradale, ma servirebbero per coprire spese extra quali illuminazione e costi di gestione vari. In questo modo, fa notare il Codacons, gli utenti sarebbero doppiamente danneggiati, pagando pedaggi più elevati senza ricevere in cambio alcun miglioramento dei servizi autostradali. Il PD fa sapere attraverso il presidente dei senatori Francesco Boccia che si tratta di un emendamento appunto che al quale il PD si opporrà con tutte le forze. Dopo l'aumento certificato delle tasse, dice Boccia, arriva la prova che anche le tariffe aumentano, tariffe che colpiranno una parte di imprese e aziende che nel nostro paese si appoggiano in gran parte ancora sul trasporto stradale e soprattutto colpiranno quelle famiglie che stanno aspettando agosto per poche settimane di ferie. Questo è il bel regalo per le vacanze di Giorgia Meloni che Giorgia Meloni e il suo governo fanno agli italiani. Ancora anche i 5 Stelle con Riccardo Ricciardi dicono: è ovvio che i folli investimenti bellici avranno un costo devastante sul piano sociale. Per questo in commissione né Crosetto né Tajani hanno avuto il coraggio di dire dove avrebbero reperito le risorse, ma il dove è purtroppo ovvio, nelle tasche degli italiani. Vabbè, adesso stiamo a parlare delle spese militari, le mettiamo in mezzo a quelle per le strade, facciamo pere, patate, facciamo l'insalata. Sveva, proviamo ancora a recuperare il nostro Ale Musella, ma sono già le 19:26, quindi sarà qualcosa, diciamo, molto, molto breve ma molto intensa. Nel frattempo io vado a dare un'altra occhiatina alle agenzie, diamo un'occhiata alla BBC, vediamo che cosa succede a quest'ora all'estero, vediamo un po'. Niente, il nostro Ale è ancora irraggiungibile, quindi pazienza, lo recupereremo venerdì prossimo, 11 di luglio. Vediamo un po' che cosa c'è qui. Dunque, l'attacco che Israele ha fatto su questo caffè sulla spiaggia a Gaza ha ucciso uno dei capi di Hamas, ma, osserva la BBC, sono state uccise altre decine di persone. L'attacco solleva ulteriori domande sull'uso proporzionato della forza da parte di Israele, come richiesto dalla legge internazionale. Ancora la BBC che va sulle coste della Manica, sul lato francese però, e registra appunto la polizia che distrugge i gommoni che in teoria permetterebbero ai migranti di attraversare la Manica ed entrare clandestinamente nel Regno Unito, perché sapete che nel Regno Unito i clandestini arrivano in due modi. Il primo modo è rischiando la vita al loro estremo pericolo, perché in quella galleria i treni ci viaggiano a 160 all'ora, camminando a piedi dentro il tunnel della Manica. Ci sono dei pazzi che, spinti dalla forza della disperazione, fanno in questo modo, oppure pagando gli scafisti, esattamente come nel Mediterraneo. Gli inglesi hanno questo problema, difatti c'è un protocollo con Parigi in piedi da anni e adesso, come vedete, gli distruggono. Nel frattempo ci dà una battuta di Giorgia Meloni: ho sentito Trump, spero sviluppi positivi con Kiev, perché come sapete Trump ha promesso a Zelensky che sarà rafforzata la difesa aerea, visto e considerato che Putin ha detto sostanzialmente a Trump: non me ne frega niente, io vado avanti fino alla fine, i miei obiettivi non possono essere raggiunti attraverso la diplomazia, il che vuol dire dobbiamo radere al suolo Kiev e fare un parcheggio, poi dopo allora magari ci fermiamo. Va bene, sono le 19:28 minuti e 37 secondi. In questo momento andiamo ancora a dare un'altra occhiata a un'altra agenzia, stavolta l'ADN Kronos, che nel frattempo apre e squaderna la sua homepage. Eccola qua. Ucraina-Russia, questa è l'apertura. Zelensky sente Trump, difenderemo insieme i nostri cieli, telefonata di 40 minuti tra i due leader. Al centro il nodo della difesa aerea, il 10 luglio a Londra un nuovo vertice dei volenterosi.
Ancora la notizia di oggi, la paura a Roma stamattina, l'esplosione in un distributore di benzina, 45 feriti, 2 in pericolo di vita, sembrava una bomba. Ancora, dazi, Trump minaccia l'UE con tariffe del 17% sui prodotti agricoli. Secondo il Financial Times, questa è la linea di Washington, se le aziende americane non otterranno ampie esenzioni dai regolamenti europei. L'Ucraina, il vertice dei volenterosi il 10 luglio, ci sarà anche Giorgia Meloni in videocollegamento. E poi appunto vi davo la notizia prima di cominciare, è morto il figlio di Nicola Pietrangeli a 59 anni, la leggenda del tennis lo apprende mentre è ricoverata al Gemelli. Giorgio Pietrangeli, 59 anni, era affetto da un male incurabile. Dio gli dia il paradiso, ma soprattutto un abbraccio grande a entrambi, a tutta la famiglia Pietrangeli. Il caldo fa invecchiare male e mina lo spirito di squadra. Cosa dice la scienza? Beh, non credo che con questo caldo porco uno si senta di fare gruppo. Comunque, pausa, ci sentiamo una bella canzone adesso, ci sentiamo Barbara di Enzo Carella, anno di grazia 1979, e poi torniamo, il telefono sarà aperto allo 0292947222. Tra poco. Tentami, toccami con l'alito, fammi un caldo in più, dolce tu per tu, rubami, con le trecce allacciami, c'è più smania in noi che dall'onda in poi. Tienimi tra le mani e l'anima, fammi un male tenero, fantasiosa e barbara. Ho freddo in mano, ti tocco piano piano, ho freddo al pianto, mi faccio canto a canto, ho freddo il bacio, ti bevo goccia a goccia, ho freddo ancora, il freddo mi innamora. Barbara, rapinosa salimi, scioglilo per noi, nel tuo senso in più, morbida, diavola che scivola, con un fuoco in più, notte accesa tu. A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, le 19:33 minuti in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà, chilometro Zoom, Antonino Danna, puntata numero 1027 di oggi, 4 luglio 2025, venerdì, tra l'altro festa Independence Day americano, l'America che compie 249 anni, l'anno prossimo saranno 250. Già ieri notte Donald Trump, vedevo la Fox ieri notte, era pronto a festeggiare aveva dato il via al festeggiamento per i 250 anni della Repubblica Stelle e Strisce. Insomma, ne vedremo delle belle, ne vedremo davvero delle belle. Nel 1976 toccò un presidente repubblicano, Gerald Ford, nel 2026 un altro presidente repubblicano, quindi 200 anni nel 1976, 250 nel 2026, e sarà ancora una volta un presidente repubblicano ad accompagnare
l'America in questo festeggiamento. 0292947222, il telefono da questo momento è aperto, quindi potete tranquillamente intervenire, dire la vostra e naturalmente far sentire la vostra voce, commentare le notizie di stasera. Antonino, c'è una chiamata. Perfetto, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Oela Michele, ciao. E voilà, un saluto noblesse oblige, ma come monsieur, bien? Très bien, monsieur. No. Eccomi, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, su Radio Libertà, la talk radio per eccellenza. Invece un anno da storia, quando sì. È passato un anno, ma quest'anno abbiamo raddoppiato con Alessandra Mori e il suo Pop Economia Rumore in onda al martedì dalle 16 alle 17. Quindi, come vedi, Radio Libertà si conferma una radio vincente. Microfono d'oro alla mano, sì, è una radio vincente, e dunque complimenti perché si è fatto il bis, onore e merito. Grazie. Dunque, con il mio editoriale, ok? Vai. Il punto di Michele Caruso. L'Italia ha un problema di sicurezza da risolvere con maggiore rigore e pene carcerarie più severe, secondo il governo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la società civile che si occupa di carceri e la Cassazione, pensano invece che il problema sia nell'approccio esecutorio, securitario, seguito dall'appello di Giorgia Meloni e della maggioranza di centrodestra. La settimana scorsa la Corte di Cassazione ha espresso un parere non vincolante sul cosiddetto decreto sicurezza varato dall'esecutivo. La Corte dell'ultimo grado della giustizia ordinaria in Italia ha criticato diverse norme che vi sono incluse, oltre al fatto che l'iniziativa di legge sia stata trasformata in un decreto e sottratta al dibattito parlamento. Il decreto del governo Meloni è stato definitivamente approvato e convertito in legge, prima dal Senato, dopo la Camera, in entrambi i casi con la fiducia, impedendo dunque la discussione di centinaia di emendamenti presentati dalle opposizioni. La decisione introduce 14 nuovi reati puniti con la reclusione e diverse aggravanti per quelli esistenti, oltre a una serie di attenuanti alle forze dell'ordine nel loro operato. Tra questi reati di occupazione arbitraria di immobili, istigato all'altro, il blocco statale da parte dei manifestanti, i reati di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, aggravanti per il danneggiamento di beni pubblici e la resistenza al pubblico ufficiale, tra cui spicca quelle, anche se non di violenza, nei penitenziari o nei centri di detenzione dei migranti, punita con anni aggiuntivi. Ma ciò che mi preme dire è l'intervento sulla vita in carcere, che è imperativo, ha detto nella questione è stata afferente, affrontata anche dal Presidente della Repubblica che ha ricevuto nella delegazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Mattarella ha invocato un intervento urgente per risolvere il drammatico problema delle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri italiani, costretti ad un sovraffollamento insostenibile e all'emergenza sociale dei suicidi sulla quale occorre interrogarsi. È certo che poi il caldo così torrido insopportabile di questi giorni non aiuta. Concludo, Mattarella l'ho definito un imperativo costituzionale dopo che già la Corte europea dei diritti dell'uomo, CEDU, aveva condannato l'Italia oltre 10 anni fa per la situazione delle carceri italiane. Ecco, veramente è un qualche cosa che bisognerebbe cercare di porvi rimedio e a cui bisognerebbe chiedere anche alla Corte Costituzionale se de facto non necessiti di una riforma, perché le cose così non vanno. Un tuo pensiero, Antonino, sarebbe gradito. Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Buon weekend. Grazie Michele, buon weekend a te. Allora, io sono stato in galera, no, non nel senso che mi hanno condannato e sono andato in carcere. Quando avevo 18-20 anni c'era l'allora buonanima del nostro assistente spirituale, Don Marcello Bianchessi, che era cappellano al carcere a San Vittore. E quindi bastava segnarsi in un apposito elenco, dare il numero della carta d'identità e la domenica mattina di buon'ora insieme a lui andavamo alla rotonda del carcere di San Vittore, perché noi studenti del Collegio Augustinianum dell'Università Cattolica lo aiutavamo animando la messa assieme a lui.
C'era un mio amico che oggi è un bravissimo avvocato, aveva fatto un po' di piano bar, un po' di intrattenimento, e quindi capitava che si metteva a suonare per i carcerati prima della messa, faceva pezzi di musica leggera, molto seguiti e anche molto applauditi. C'è una lezione che io ho imparato in carcere, e la lezione è questa: quelli che sono dietro le sbarre, e so che questo darà il mal di pancia a qualcuno, ma è la verità, quelli che sono dietro le sbarre hanno la stessa faccia che ho io, che hai tu, che ha chiunque. Cosa voglio dire? Voglio dire che è un attimo fare una cazzata e andare in galera. Ora, ciò non toglie però, attenzione, ciò non toglie che il carcere sia anche pagare, quindi è giusto che tu la pena te la fai fino alla fine, ma è altrettanto giusto che le carceri in questo paese siano sufficientemente adeguate e sufficientemente rispettose di criteri di umanità, che non vuol dire fare gli hotel, non stiamo dicendo questo, ma stiamo dicendo che una struttura ottocentesca nel centro di Milano, come è ad esempio San Vittore, in cui c'è un certo sovraffollamento, o vari carceri nel nostro paese che dovrebbero rispettare determinate cubature per quanto riguarda i metri cubi di spazio e aree a disposizione per singolo carcerato in cella, non le rispettano. Ecco, sotto questo profilo forse si potrebbe fare di più. Il che nulla toglie alle sacrosante, attenzione, sacrosante battaglie per la certezza della pena e l'applicazione e l'espiazione della pena. Su questo credo che siamo tutti d'accordo. 0292947222, se volete dire la vostra e se volete intervenire. Sono già le 19:41 minuti e 15 secondi e noi naturalmente accogliamo i vostri interventi. Andiamo ancora a dare un'altra occhiatina sempre all'ANSA, vediamo un po'. La Meloni, giusto un paio di minuti fa, ha detto una cosuzza. State un po' a sentire che cosa ha detto. Il centrodestra è formato da forze politiche diverse, su alcune questioni ci sono sensibilità diverse. Penso sia normale, altrimenti saremmo un partito unico, ma è la ragione per cui abbiamo deciso di stilare un programma, è la ragione per cui io penso che sarebbe utile per tutti concentrarsi sulle priorità indicate nel programma su cui siamo tutti d'accordo. La cittadinanza non è tra queste. Lo afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al forum in Masseria a proposito dello Ius Scholae proposto da Forza Italia. Tajani, se lo vuole, provi a farselo col PD. Cioè, non è molto difficile da comprendere quello che dice la Premier Meloni a proposito del tema, vi ripeto, della questione cittadinanza. Anche perché io non capisco la necessità di spingere ancora su questa storia, visto e considerato che, torno a ripetere, lo sappiamo tutti come è andato il referendum su questo tema. Oltre che un profondo fallimento, ma anche un chiaro no che è stato bipartisan, quindi a maggior ragione non è un argomento sentito dagli elettori di sinistra, nemmeno da loro. Ecco, sempre a proposito di Ucraina, la Meloni ha detto pure che gli Stati Uniti non hanno interrotto la fornitura di armi e sostegno all'Ucraina. Hanno rivisto la decisione di fornire specifiche componenti, un fatto rilevante ma ben diverso dal totale disimpegno americano che si è raccontato. Io stessa ho sentito Donald Trump, con cui ho parlato di Kiev e anche di dazi. Spero in sviluppi positivi sulla questione. Lo afferma ancora, scrive l'ANSA, lo afferma ancora la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al forum. Antonino, c'è una chiamata. Sì, pronto, chi è là? Antonino, dottor Danna. Ogni 3 mesi mi faccio sentire. Sono Vittorio da Palermo. Ciao. Mi fa piacere, ti seguo sempre, che ti devo dire. Complimenti, non hai bisogno che te ne faccio. Quindi. No, anche perché i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno. No, l'altra volta l'ho preso, quindi ne ho pure arretrate.
senti? Ecco, Antonino? così Una mi cosa rovini, ti vai volevo- avanti. Posso andare a ruota libera, vero? Sì, dai che abbiamo ancora un minuto però. Sì, e io un minuto voglio. Io oggi facevo una riflessione. Sì. Come si fa a votare sinistra? Sinistra? Per tre motivi. La prima è l'energia elettrica che stiamo pagando in più perché la centrale nucleare in Italia non si può fare, è l'unico in tutto il mondo, e la colpa di chi è? Non c'è bisogno di dirlo. L'Enel distrutta nel 92, Giuliano Amato e D'Alema ne sanno qualche cosa, e noi ora ci arrampichiamo a farci fottere di 77.000 società che vendono energia elettrica a casa, fanno a doppia cosa, casino non ce ne sono più, sono due. Terzo è l'emigrazione, c'era la linea, la cosiddetta regolare di Pili Bossi, giusto, che regolava le cose. Quindi queste tre cose, questi tre punti ci danneggiano come cittadini o no? E se ci danneggiano, chi sono questi coglioni che ancora c'è un voto alla sinistra? Ecco, giusto, non devo aggiungere niente, vedi come la pensi tu. Ma io la penso che, grazie, io la penso che l'avversario possiamo non condividerlo, ma dargli del coglione anche no. Io la continuo a pensare come Aldo Moro, comprendiamo ma non condividiamo. E Aldo Moro era persona di estrema civiltà giuridica e personale. Detto ciò, se gli piace, io che ci posso fare, fratello mio? Questa è la democrazia. Evidentemente loro hanno delle priorità che esulano da quelle appunto della bolletta della corrente. Priorità che loro esprimono andando ai Gay Pride, che loro esprimono parlando di salario minimo quando lo stesso centro studi dei consulenti del lavoro, quindi gente che lo sa che vuol dire lavorare, dicono ragazzi puntate sulla contrattazione collettiva, non puntate sul salario minimo. Gente che si occupa di walk, di tutte queste robe qua. C'è chi gli piace e per questo non andranno al governo fino al 2080. Punto. Con questo chiudiamo qui, le 19:46 e 5 secondi, ci salutiamo con The Cure, Friday I'm in Love 1992, grazie per essere stati con noi, appuntamento domani alle 9:35 trattabili col garage dell'Alfista e se no lunedì alla solita ora 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Tuesday's grey and Wednesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Oh, Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Friday never hesitates. I don't care if Monday's black. Tuesday, Wednesday, hard to tell. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.